Plasto Piave nasce 60 anni fa, giusto quest'anno compiamo 60 anni. Plasto Piave è un'azienda leader in Italia nella produzione di contenitori in plastica. La storia dell'azienda, la storia di un'azienda che ha sempre avuto l'ambizione di essere all'avanguardia nel settore di produzione. Attualmente operiamo a Conegliano, in uno stabilimento di 35.000 metri quadrati. Abbiamo circa un centinaio di macchine per il soffiaggio della plastica, una quindicina di macchine per la serigrafia, ovvero la posizione delle scritte sul contenitore. Sono tutte macchine elettriche, non utilizzano olio e cerchiamo di avere la massima attenzione proprio agli aspetti del green. Sopra questo stabilimento in cui siamo oggi di 35.000 metri quadrati abbiamo un rivestimento di pannelli solari. All'esterno abbiamo un cogeneratore che ci consente di recuperare il calore generato dalle macchine e di utilizzarlo sia per il riscaldamento che per il raffreddamento degli ambienti. Quest'anno avremmo voluto tanto festeggiare i nostri 60 anni in modo adeguato, non abbiamo potuto, lo faremo quanto prima. Per il Covid che per noi ha rappresentato comunque una sfida importante, in quanto l'anno scorso molti dei contenitori, dei gel, sanificanti, detergenti, di tutti quei prodotti che abbiamo imparato a conoscere, che sono diventati vitali per noi, sono stati prodotti proprio da Plasto Piave, che ha fatto uno sforzo impressionante in periodo di Covid per produrre a ciclo continuo dal lunedì alla domenica senza fermarsi mai, neanche il giorno il 1° di maggio, il 25 aprile, per fornire appunto quei contenitori che diventavano fondamentali per la salute di tutti. Noi partiamo dalla progettazione del flacone, dalla creazione degli stampi nella nostra officina interna, alla realizzazione dei campioni, alla realizzazione del prodotto finito, con la possibilità di stampare anche le grafiche che caratterizzano i flaconi o i contenitori che siamo abituati a conoscere, e anche lì siamo in grado di sia progettare la grafica che di realizzare i film per la stampa. Stampiamo. Se il cliente ci chiede, siamo in grado anche di applicare le etichette. Plasto Piave durante la pandemia è riuscita ad ottenere i risultati che ha ottenuto e a produrre quello che ha prodotto proprio perché non avevamo bisogno di appoggiarci o di chiedere supporto di aziende o professionisti esterni che magari erano in lockdown. Non avendo potuto festeggiare adeguatamente con i nostri 250 dipendenti i 60 anni dell'azienda, questo traguardo così importante, abbiamo pensato di lasciare comunque un segno per noi e per il futuro, commissionando un'opera moderna ad una giovane artista, Giulia Poppi, che oggi decora la nostra azienda. Le sfide per il futuro sono le sfide collegate al mondo della plastica, che oggi è nella bocca di tutti. Oggi stiamo lavorando, stiamo producendo, stiamo studiando prodotti, contenitori in plastica, sia prodotti con plastiche riciclate e sia prodotti con plastiche con polimeri di natura vegetale.